razzismo in campo ce ne siamo occupati qualche giorno fa, vittima il calciatore Walid Mumuni del CUS Messina di pallacanestro. Il giocatore sarebbe stato insultato dai tifosi della formazione della Polisportiva Mura di Canicattì. Oggi la società e i supporter si difendono. Sentiamo Franza Lataglia. Non ci stanno i tifosi della Polisportiva Mario Mura di Canicattì a passare per razzisti. Canicattì è una comunità multietnica, multirazziale, che ospita diversi cittadini dei paesi del Mediterraneo ma anche dell'est europeo. E ricorda come due atleti di colore che hanno giocato nella squadra negli ultimi anni siano ancora gli idoli della tifoseria. I tifosi e dirigenti del quintetto canicattinese escludono che ci siano stati cori razzisti all'indirizzo di Walid Mumuni, giocatore anglo-ghanese del CUS Messina, in occasione della gara 2 della finale per la promozione in UC dilettanti, e mostrano anche il filmato. Sono versi che qui a Canicattì c'è anche un'usanza quando i giocatori fanno anche i tiri liberi di utilizzare questo U in mancanza di un canestro. Unico slogan della gara è stato Corvo Nero, ma dicono indirizzato agli arbitri che hanno fermato un'azione dei canicattinesi, ma nulla contro Walid Mumuni. Che non è fratello solo per loro, ma è fratello anche nostro. Se lui, il giocatore Mumuni, si è sentito disprezzato da Canicattì e dai suoi tifosi, noi gli siamo assolutamente vicini, ma tutto questo non è successo e il video lo conferma.